Forse col sisma noi avremo imparato a conoscere la gente del Friuli, ma del Friuli c'è qualcosa che è andato perduto per sempre. I monumenti, un patrimonio artistico che non sarà più possibile ricostituire fra le facciate delle chiese romaniche devastate da un sussulto di morte che ha cancellato pagine di storia. È un viaggio che pare interminabile, quello fra le macerie del Friuli, ma per il sottosegretario Zamberletti, il prefetto di Utine Spaziante e quello di Pordenone Argentieri, per il comandante della divisione Mantova, generale Rossi, vicecommissari del governo e per tutti coloro cui lo Stato ha demandato la direzione e il coordinamento degli interventi, non è la solita visita d'obbligo. È un prendere costante coscienza dei problemi che sono la nuova realtà del Friuli, ma anche l'epilogo di tante vicende.